I mondiali di Cortina iniziano nel segno della Svizzera che piazza una doppietta nel Super G femminile, prima gara del programma dopo lo stop forzato dei primi 3 giorni, scenario da cartolina per la vittoria della grande favorita, la ticinese Lara Gut-Berami, che è riuscita a conquistare il titolo iridato davanti alla compagna di squadra Corinne Suter. Ma la gara è andata male per le azzurre, la migliore è stata Federica Brignone, che è riuscita a piazzarsi soltanto al 10° posto. Le italiane purtroppo hanno fatto un po' fatica, probabilmente una neve troppo facile per le caratteristiche delle nostre ragazze, perché sono molto tecniche. Sulla nuova pista vertigine il Super G maschile, l'oro è andato all'austriaco Vincent Kriechmayr, dominatore della stagione. Il tedesco Romet Baumann ha scalzato dal podio l'azzurro Dominic Paris, fuori Mattia Casse, più indietro su un tracciato difficilissimo. Sono finiti gli altri azzurri come Emanuele Buzzi oltre il 10° posto, Matteo Marsaglia e Christoph Innerhofer. La nuovissima pista vertigine tracciata dal tecnico azzurro Alberto Ghidoni si è rivelata spettacolare e difficilissima, soprattutto sul lungo salto da cui prende il nome la pista all'altezza del rifugio Duca d'Aosta. La pista maschile, la tracciatura ha fatto una grande differenza, quindi l'ha resa molto impegnativa e molto spettacolare. Bisognava usare la tattica, non era solo una questione di tecnica, ma ci voleva anche la tattica. Domani a Cortina niente gare, ma prove cronometrate di discesa, sia per gli uomini che per le donne. Soprattutto la squadra italiana mi auguro che parta con la seconda. Se fossimo partiti con una piccola medaglia saremmo stati ancora più motivati e tifosi, quali ospiti d'onore della squadra italiana, e speriamo che si possa avere qualche gioia anche come medaglia.